tutti e ben trovati con la pallavolo veneta della FIPAV regionale. Siamo qui a Caorle per la Final 8 di Coppa Veneto. Quest'anno la Final 8 di Coppa Veneto appunto ha avuto un epilogo molto particolare con ben 8 formazioni che si sono fronteggiate per 3 giorni di gare con appunto il meglio della Serie C praticamente, perché appunto non ci sono state formazioni di Serie D che hanno raggiunto questo atto finale della Coppa Veneto. La Coppa Veneto che ritorna dopo 2 anni di assenza a causa pandemia e che ha voluto così celebrarsi con una formula del tutto inedita che vedrà appunto l'atto conclusivo tra pochi minuti. In campo sono già le 2 formazioni della finale del primo posto con la Quadrifoglio CDS Volli Campodarsego e la GSP Carneo Carrozzeria Povegliano, 2 formazioni che hanno avuto un percorso similare in campionato, in quanto sono entrambe protagoniste del girone A della Serie C maschile e entrambe hanno collezionato ben 6 vittorie, quindi è uno scontro al vertice che sarà molto interessante anche nel proseguo della stagione. Al momento appunto le squadre sono ritornate nelle panchine per il momento dello starting six. Come vedrete anche gli arbitri sono di livello internazionale, in quanto la manifestazione è stata utilizzata come campo pratica per scegliere candidati di arbitraggio internazionale. Quindi ci siamo veramente. Primi fischi di inizio, se sentite dei rumori fuori campo è la finale terzo-quarto posto tra il Pluvitec Legnago e CDS e CUS Volley Padova, che è ancora in corso di svolgimento. Ci siamo, tutto è pronto qui accogliamo con un applauso le 2 formazioni che hanno appunto dato spettacolo durante la fase a gironi e che ora si ritrovano, e come anticipo anche della rivalità che vedremo in campo a fine gennaio, dove ci sarà lo scontro diretto nel loro girone. Campodarsego che arriva da un percorso nettissimo in Coppa Veneto, non ha perso soltanto un set, collezionando vittorie sia nella fase a gironi di inizio stagione che si è svolta tra ottobre e novembre, sia negli ottavi di finale dove ha battuto la Stravolley, partita che poi ha valsa il pass per questa Final 8. Nella Final 8 il girone inserita nel girone B, il Quadrifoglio ha appunto vinto per 3-0 tutte le partite che l'avevano vista opposta a Piove di Sacco, alla Volley e al Pluvitec Volley Legnago. Nella semifinale poi primo quarto posto che ha valso questo appuntamento, quindi l'appuntamento con la finalissima, il Quadrifoglio ha battuto per 2-0 il CUS Padova. Più travagliato sicuramente il percorso della GSP Carneo Povegliano, che appunto ha subito alcune sconfitte anche inattese, come quella con un attimo vi leggo intanto gli starting six e poi riprendiamo con i percorsi. Per Campodarsego scende il numero 3 Gian Domenico Zanatta, il numero 5 Michael Lovato, il numero 6 capitano Andrea Artuso, il numero 9 Filippo Marcolin, il numero 10 Alex De Marchi, il numero 15 Filippo Turrato ed il libero è il numero 1 Nicola Bertazza Partigiani. La squadra è allenata da Massimo Sant'Angelo. Dall'altra parte della rete ecco il Povegliano che scende in campo con il numero 1 Fabrizio Scaglione, con il numero 10 Mirko Sanson, con il numero 11 Michele Bonisiol,
con il numero 14 Alessandro Brunetta, con il numero 15 Michele Cadamuro e con il numero 18 Cristian Caddeo. Il libero è il numero 2 Andrea Penna. Allena Stefano Chiozza. È stato appunto un percorso più lungo e più travagliato quello di Povegliano, che nella fase a gironi giocata qui a Caorle ha rischiato fino all'ultimo di non riuscire a entrare nelle semifinali per il primo e quarto posto, ma proprio in virtù della sconfitta subita dal Bassano Volley, che poi ha chiuso la Final 8 al quinto posto. Tutto è pronto per iniziare a giocare e il palleggiatore Alex De Marchi di Campodarsego, a lui è affidato il primo servizio di questa finalissima. Come nota, come vedrete nel campo ci sono molte righe, il campo da pallavolo è quello verde, ma come potete vedere oltre ai due giudici, ai due arbitri, primo e secondo, ci sono anche i giudici di linea sul lato corto del campo. Ricezione positiva del campo del Povegliano, ma c'è subito un muro del Campodarsego a mettere a segno il primo punto di questa finale. Una ricezione, nonostante la ricezione positiva, che permetteva al palleggiatore Brunetta di fare un po' di scegliere la miglior opzione. Servizio fuori di Alex De Marchi e punteggio sull'1 pari. È proprio il palleggiatore Brunetta adesso che va al servizio, va a cercare ricezione il Filippo Turrato ed è un mani e fuori dell'opposto Filippo Marcolin a conquistare il secondo punto per il quadrifoglio CDS. Ora le squadre sono chiaramente in una fase di studio e questa partita che si giocherà, l'unica partita della Final 8 che si giocherà al meglio dei 5-7, si giocherà al meglio dei 5-7 e quindi sarà una partita vera e sarà veramente probante anche per il proseguo della stagione. Un'incomprensione tra il palleggiatore e l'opposto permette a Campodarsego di giocare una free ball facile che messa a terra appunto da Filippo Marcolin. Filippo Marcolin al servizio, sceglie un salto spin, ricezione sui 4 metri per Povegliano, ma il mani è fuori di Cristian Caddeo riporta servizio a Povegliano, quindi massimo equilibrio in questa fase dove la fase break funziona. Al servizio Michele Cadamuro, anche lui opta per un salto spin molto potente, ricezione anche qui sui 4 metri per Campodarsego. Attacco di Lovato controllato, un muro ancora di Campodarsego. Adesso Povegliano ha la possibilità di giocare un contrattacco e Mirko Sanson non si fa pregare e mette a terra il terzo punto per Povegliano. Ancora al servizio Michele Cadamuro, ancora un altro salto spin potente, palla slash, una ricezione che permette il primo tempo subito di Povegliano, controllato dal muro di Campodarsego e il muro di Campodarsego fa la voce grossa sull'attacco di Mirko Sanson in questo caso. Al servizio Gian Domenico Zanatta, ricezione ancora staccata che permette solo la palla alta di Mirko Sanson, bravo a provare
uno spiraglio in zona 5 lunga e Scaglione al servizio, ricezione float, primo tempo gestito da Alex De Marchi che manda a segno il capitano Andrea Artuso. E adesso Michael Lovato si porta al servizio per Campodarsego. Un altro servizio a rete per l'attaccante mancino, tutto da rifare per Campodarsego. Mentre al servizio per Povegliano va Cristian Caddeo. Salto spina anche per lui, molto potente, libero di Campodarsego, riceve su 4 metri, cerca le mani alte di Michael Lovato in attacco, mani cercate anche dall'attaccante del Povegliano e un'invasione da palla a Campodarsego su un altro attacco di Lovato. Una ricezione che ha consentito comunque il primo tempo, rischiando comunque. Alessandro Brunetta sta cercando di velocizzare il proprio gioco sia con Michele Bonisol che con Fabrizio Scaglione. Ha cercato di spingere per dare meno punti di riferimento possibile al Campodarsego. Una ricezione ancora a filo rete e ancora una volta il muro di Campodarsego che si fa sentire dal primo break della partita, con la formazione padovana che si porta sull'8-5. La coppia formata dal capitano Andrea Artuso e da Alex De Marchi hanno chiuso la strada allo schiacciatore del GSP Carneo Povegliano. Ancora un servizio, questa volta out, ma la palla controllata dalla ricezione di Povegliano che era comunque attenta. Mirko Sansone al servizio, salto flotte per lui che va a cercare il numero 15 Filippo Turato, e ancora un'invasione che consegna il punto a Campodarsego nonostante la difesa del libero di difesa che è schierato da Povegliano, che appunto in fase di ricezione utilizza Andrea Penna e in fase di difesa Leonardo De Vito. Servizio Campodarsego, salto float, una ricezione perfetta e questa volta la gestione del primo tempo da parte di Alessandro Brunetta funziona alla perfezione con il centrale Michele Bonisioli. Bonisioli al servizio, un altro salto flotta, ancora una volta una ricezione perfetta e l'attacco in prima intenzione di Alessandro De Marchi, di Alex De Marchi fintato fino all'ultimo con palleggio a 2 mani. Ancora il +3 di Campodarsego, battuta float da lontano, piedi a terra, e questa volta l'attacco di Povegliano con Michele Cadamuro si insacca tra i due giocatori del Campodarsego, ottenendo così il sesto punto. La ricezione, questa volta attacco controllato, Povegliano aveva la palla per crearsi un piccolo break importante e un errore vanifica la cosa.
Stavolta è il turno di Filippo Marcolin, che ancora una volta con le sue battute in salto, spin, mette in difficoltà, ma la possibilità di contrattacco è vanificata da un errore in attacco di Michael Lovato, che sparacchia fuori da posto 2. Povegliano si riporta al servizio. Primo tempo è giudicato dentro dal giudice di linea. Anche Alex De Marchi non si fa pregare, con una ricezione perfetta utilizza i propri centri. Fase comunque molto equilibrata in cui le squadre possano veramente essere autori del proprio destino. Ricezione stavolta leggermente staccata e il palleggiatore Brunetta di Povegliano si affida al proprio posto, trovando in lui un valido top scorer. Cristian Caddeo ancora va a segno con un money out. Fabrizio Scaglione al servizio, ricezione un po' a filo, soprattutto considerando che il palleggiatore è in seconda linea, quindi poteva creare qualche difficoltà in più. Ha la possibilità ancora una volta del contrattacco il Campodarsego e la sfrutta con l'attacco di Michael Lovato. Sempre più 3 Campodarsego. E al servizio appunto Michael Lovato, salto spin anche per lui, controllata, con ricezione perfetta, gioca il primo tempo Brunetta ma viene controllato dal muro di Artuso. La possibilità però di contrattacco questa volta è per Povegliano e ancora una volta Cristian Caddeo si fa carico dell'attacco della propria squadra e mette a segno l'11° punto. A -2 il Povegliano, ancora una battuta salto potente, fuori lateralmente di poco, si spera Cristian Caddeo. Campodarsego torna al servizio con Filippo Turrato, un'altra battuta sempre salto flotta, ricezione spinta ma Brunetta addomestica la palla e Mirko Sanson va a trovare un mani fuori importante che tiene incollate ancora Povegliano a Campodarsego. 12 per chi batte con Sanson, 14 per chi riceve. Ricezione perfetta, un po' spinta questa volta De Marchi, prova ancora una volta un tocco di magia ma trova il muro attento, evidentemente ha studiato le caratteristiche del palleggiatore avversario. Trova con questo muro il GSP Carnio Carrozzeria Conegliano, trova il Povegliano trova il -1, ma ancora una ricezione che va a cercare una precisa attenzione, è il punto del pareggio, l'attacco out di Michael Lovato è il punto del pareggio. Dan Artuso cercava un toccamuro ma i due arbitri non ravvedono nulla e infatti la palla è passata abbondantemente sopra. Una ricezione buona e la difesa controllata, non controlla questa volta l'attacco di Michael Lovato, aveva comunque intercettato Sanson ma non è riuscita a mantenere comunque la palla giocabile. Artuso al servizio,
salto float per lui, Sanson riceve, Brunetta lascia il pallone a Michele Cadamuro, l'attaccamento di Michele Cadamuro che ancora una volta decide di passare sopra il muro più basso di Alex De Marchi e trova ancora un attacco in posto 5 che è vincente. Bonisola al servizio, la ricezione di Turrato, stavolta gioca un bilanciere, l'ha fatto trovare sotto il pallone il numero 9 Filippo Marcolin, è costretto a questo bilanciere che però deposita in campo. Rifoglio Campodarsego quindi al +1 e al servizio Alex De Marchi che sceglie per una flotta piedi a terra da lontano. E un altro break affezionato da Campodarsego, questa volta Cristian Caldeo trova l'opposizione del muro formato da Marcolin e Zanatta. Alex De Marchi ancora al servizio, ricezione perfetta e gioca subito il primo tempo Brunetta con Fabrizio Scaglione che dopo qualche palla controllata a muro nelle fasi iniziali inizia appunto a carburare, a trovare punti in attacco con altezze importanti. Stavolta, nonostante la ricezione non fosse sui 3 metri, Lovato trova un attacco da posto 4 abbastanza facile e il cambio che palla è di Campodarsego 18-16, un attacco cerca l'ace. Questa volta Filippo Marcolin oltre alla potenza aveva cercato la precisione, cercando appunto proprio la zona esterna di zona 1, ma la palla finisce leggermente out e Povegliano è ancora a -1. Ecco, Michele Cadamuro tiene una palla slash dove non può attaccare Campodarsego e in questo momento appunto può giocare una palla break importante perché potrebbe consegnare la parità. E ancora un'altra palla in controattacco, questa volta giocata con attenzione in palleggio dall'opposto di Povegliano e adesso ha la possibilità di chiudere, ma purtroppo attacca out ed è ancora un +2 Campodarsego che sta cercando di difendere questo mini break ottenuto con un muro qualche punto fa e quindi sta cercando in assoluta autonomia di portare a casa il parziale. Ricezione di Povegliano e ancora una volta non appena la palla è perfetta Brunetta gioca con i propri centrali, questa volta a rispondere presente è Mirko Sanson. Fabrizio Scaglione al servizio, anche lui prima ha giocato un salto salto flotto per cercare di mettere in difficoltà la ricezione e anche questa volta riesce, ma la palla piazzata di Filippo Marcolin riazzera la situazione a favore di Campodarsego. Non ha cercato la potenza questa volta, è andato a cercare il buco nella difesa, ottenendo così il sorpasso il punteggio su 20-18. Ancora una volta Michael Lovato che prova con il suo salto spin di potenza a scardinare la ricezione, ma trova un altro errore al servizio ed è ancora Povegliano che si porta sul -1 con Caddeo al servizio. Cerca ancora una volta la zona 5 e ancora una volta il pallone finisce out di pochissimo.
Adesso al servizio c'è Turrato con un'altra sottospinna di potenza che comunque consente a Brunetta di spingere un primo tempo per cercare di non far leggere il proprio gioco. Primo tempo che però non riesce a Michele Bonisol e consegna una palla in contrattacco messa giù da Campodarsego, che a questo punto si porta sul 22-19. Time out per Povegliano, che non vuole far scappare la squadra padovana, che appunto ha dimostrato in questa Final 8 di essere particolarmente cinica, di non consegnare appunto punti e il fianco agli avversari. TSP Povegliano che sta ancora intorno al proprio allenatore Chiozza con le indicazioni sulla lavagna, mentre dall'altra parte Campodarsego non vedeva l'ora di rientrare in campo, ma di solito è sempre così per chi sta conducendo nel punteggio. Filippo Turrato ancora al servizio e ancora una volta un attacco di potenza che mette in difficoltà Povegliano, che può solo rimandare la palla di linebacker. Una palla spinta giocata da Alex De Marchi per la propria banda, che trova in Filippo Marcolin l'autore. Chiozza chiede il doppio cambio e entra in numero 19 Steven Ferro e entra il numero 5 Mirko Pinariello. Quindi cambia totalmente la linea di ricezione della squadra, attacco a 3 per GSP Carneo Carrozzeria Povegliano, e quindi si tenta di avere più possibilità di attacco in questo momento. Filippo Turrato ancora al servizio, ancora una volta potente, ma il tocco a rete riesce a dare la possibilità comunque di giocare un primo tempo che il capitan Andrea Artuso addomestica con un muro che consegna il primo set point a Quadrifoglio Campodarsego. E ancora con Filippo Turrato al servizio, una palla che si impenna, il palleggiatore dà il pallone a Mirko Sanson che annulla il primo set point. Primo set point annullato, ma Campodarsego non è ancora una scorta per chiudere questo primo set. Sanson al servizio, palla perfetta per Alex De Marchi, che può mandare Filippo Marcolin con una palla veloce a chiudere l'attacco, e quindi 25-20 il primo set. Ho con me il presidente della FIBA regionale, Roberto Maso, che ha vissuto qui tutti i 3 giorni della Final 8, una formula particolare, nuova, che insomma ha riportato comunque le squadre in campo dopo 2 anni di assenza della manifestazione. Com'è andata? Oltre le aspettative, è stata una un'esperienza particolare il corso internazionale di arbitri con la componente maschile, e alla fine è stata positiva sotto l'aspetto tecnico e anche sotto l'aspetto. C'è qualche problema di audio sulla seconda cuffia? Gli do la mia, così perfetto, si ricomincia. Ecco, scusate.
No, dicevo, positiva l'esperienza di questa formula nuova, che è stata una coincidenza per quanto riguarda il corso internazionale di arbitri. La parte teorica è stata fatta la scorsa settimana, questo fine settimana è la parte pratica, e con la parte pratica abbiamo coinciso con la Final 8 della Coppa Veneto maschile. Ecco, mi sembra dal lato tecnico positiva, soprattutto abbiamo visto queste due finali in particolare, ma anche stamattina le finali dal quinto all'8° posto, ma anche quelle di oggi molto interessanti e di livello, quindi positive. Ho visto le squadre, le società contente di questa formula. È stata sicuramente un'esperienza più che positiva, anche perché per i ragazzi passare 2 giorni pieni così a contatto con gli altri, con tutte le difficoltà e le precauzioni di questo momento, perché non sono state poche, però ce l'abbiamo fatta, insomma, siamo arrivati alla fine fortunatamente, insomma. Ecco, quindi contenti, e spero che sia stata anche un'esperienza più che positiva per tanti ragazzi che hanno provato forse per la prima volta questa formula. Dal lato arbitrale è stata anche l'occasione di avere su tutte le nostre gare 2 arbitri, il primo e il secondo, e anche i giudici di linea, cosa che al nostro livello non eravamo abituati, e quindi anche da questo punto di vista è stata una cosa un po' particolare. Poi sono tutti stranieri tranne 3 italiani, quindi anche la comunicazione è stata importante, ecco. Grazie. Perfetto. Eccoci qui, siamo di nuovo in telecronaca, stiamo aspettando l'inizio del secondo set, che appunto le squadre sono comunque state messe a dura prova in questi 3 giorni, perché hanno giocato veramente molti set, anche se nella fase a gironi la formula era con i 3 set obbligatori al 25, e poi dopo è cambiata ancora una volta nelle semifinali, dove si è giocato al meglio dei 3 set. Oggi si gioca questa finale al meglio dei 5 set, quindi insomma sulle gambe le squadre hanno veramente tanti set giocati, però appunto è stata un'edizione nuova, del tutto particolare, e sicuramente una grandissima occasione di confronto, perché l'evento è stato in tutto e per tutto similare agli eventi che vengono disputati poi con le finali in Serie A. Si torna in campo. Le squadre sono state confermate, nessun cambio nei sessetti di partenza, quindi vedremo adesso cosa accade dopo il primo set vinto da Campo d'Arsego per 25-20. Tutto un cerco scavato nella fase finale del set con il muro e con un contrattacco che ha veramente ottenuto grandi percentuali. Si comincia con il servizio di Fabrizio Scaglione. Una ricezione perfetta e subito si gioca veloce con De Marchi che offre un primo tempo a Gian Domenico Zanatta, ed entrambi i palleggiatori adesso sono in seconda linea dal momento che Alex De Marchi va a battere. A primo tempo si risponde con primo tempo, quindi questo inizia il duello anche tra palleggiatori, e quindi questa volta Alessandro Brunetta accende
Michele Bonisiol, che trova il primo tempo nonostante il tentativo di difesa del quadrifoglio Campodarsego. Servizio Caddeo e ancora una volta lui continua a cercare comunque la zona 5 del campo avversario e ancora una volta esce lateralmente il pallone. Quindi 2-1 quadrifoglio. Al servizio Filippo Marcolin, il pallone probabilmente è bagnato per cui ha chiesto il cambio. Ecco di nuovo tutto pronto, si può tornare a giocare. Filippo Marcolin pronto al suo salto spin, cerca una palla corta, Brunetta si sposta sui 4 metri per alzare un pallonetto di Michele Sanson controllato e c'è l'attacco di Michael Lovato che chiede il tocco, adesso si asciugherà il campo. Primo tentativo di fuga di Campodarsego, questa volta Filippo Marcolin spara out il pallone ed è punto di GSP Carnio Carrozzeria che va al servizio con Mirko Sanson. Salto fatto per lui, ben controllata da il palleggiatore e ancora una volta Marchi si affida a Lovato per 2 attacchi ma entrambi controllati e Povegliano ha la sua possibilità per contrattaccare, ci riesce con Michele Cadamuro. I 2 attacchi di Lovato controllati hanno permesso di giocare Povegliano e questa volta si è fatta trovare cinica. -1 per GSP Carnio Carrozzeria Povegliano che torna al servizio con Mirko Sanson che ottiene una ricezione slash da Filippo Turrato e poi c'è subito la chiusura da parte di Michele Bonisiol. Parità, Sanson torna al servizio sempre con il suo salto flot che questa volta però si spegne a metà rete ed è ancora un sorpasso per quadrifoglio, vantaggio 5-4. Zanatta non impensierisce più di tanto con la sua battuta il Povegliano e Filippo Turrato ottiene ancora una volta la parità, 5 pari. Ancora un match veramente equilibratissimo e sezione perfetta e De Marchi prova subito a giocare al centro con il capitano Artuso e dopo l'impossibilità di contrattaccare di Povegliano gioca ancora, preferisce ancora il gioco veloce, questa volta con una palla spinta in banda per Filippo Turrato, ottiene il sesto punto e manda al servizio del compagno di squadra Michael Lovato. Salto flot ben controllata da Sanson,
Il primo tempo di Scaglione è un po' strozzato, quindi non riesce a ottenere il punto e Lovato ottiene il money out. Qui il muro non era completamente chiuso e ha preso, si è impennato il pallone. È il primo break di questo set, con il quadrifoglio che si porta 7-5. Cerca l'ace Lovato e questa volta lo trova. Una palla che si è spenta in zona 1 e che comunque è un servizio molto difficile questo, perché da zona 5 a zona 1 di un mancino non è un cliente comodo. Questa volta Lovato sbaglia e consegna il sesto punto a GSP Carneo Carrozzeria, che si porta al servizio con il proprio palleggiatore Brunetta. Per una volta un assalto flot, la ricezione permette un primo tempo dietro di Capitano Artuso, appoggia il pallone, in questo caso il Currato, ma nella possibilità di rigiocare, un'incomprensione che coinvolge più giocatori, in questo caso sia Brunetta, Scaglione e anche forse lo stesso Cadamuro. Provata al servizio, battuta molto potente. Brunetta comunque la controlla e il muro controlla invece, il muro di Campodarsene invece controlla l'attacco di Cristian Caddeo. Questa volta c'è Lovato che viene difeso, il pallonetto di Cadamuro viene difeso e ancora un'altra difesa, questa volta è il libero Andrea Penna a ottenere la possibilità di giocare con Scaglione che si improvvisa, comunque attaccante quasi in posto 2 e ottiene il punto. 7-9 per GSP Carneo Carrozzeria Povegliano, che va al servizio appunto con Michele Cadamuro. Sicuramente in questo momento Povegliano sta cercando di spingere il più possibile al servizio con Cadeo, con Cadamuro, e per ottenere, cioè per ricucire questo break. Adesso Artuso al servizio, salto flotto per lui, ricezione perfetta con Brunetta che gioca una mano e Scaglione che capisce l'intenzione del proprio palleggiatore e si avvicina a lui per attaccare questo primo tempo. E al servizio va proprio Scaglione, che cerca l'attaccante di prima linea di Campodarsego per cercare di infastidire la sua posizione, la sua possibilità in attacco. Controllato dalla difesa di Povegliano, e adesso il contrattacco è di Lovato, ma una copertura Campodarsego su un muro praticamente già fatto non consente a Povegliano di festeggiare, se non la palla successiva con un attacco di potenza di Sansone. Si è trovato senza muro e ha avuto la possibilità di attaccare come se fosse in riscaldamento. -1 ancora per Povegliano, che si porta sul 9-10. Ricezione staccata, consente solo la palla alta ad Alex De Marchi che la affida a Filippo Marcolini, ma questa volta c'è il muro compatto di Bonisiol e Caddeo.
Parità e Fabrizio Scaglione ancora in salto flot, ricezione perfetta, questa volta sì, Alex De Marchi si affida a Lovato che attacca out e sorpasso del GSP Carnio Carrozzeria 11-10. Questo la formazione squadra di Campo d'Arsego. Stessa azione, questa volta però Lovato fa trovare pronto e trova il campo, il pareggio, il punto del pareggio su 11 pali. Servizio Alex De Marchi, ricezione perfetta, Brunetta, come spesso succede in questa situazione, prova la via del centro con Michele Bonisiol, ma questa volta il centrale Zanatta di Campo d'Arsego ha capito tutto, legge molto bene le intenzioni del palleggiatore avversario e stampa il muro del sorpasso. Adesso funziona anche il cambio palla di Povegliano con maggiore fluidità. Stavolta Cristian Caddeo ottiene il suo punto 12 pari. Caddeo sceglie questa volta il salto flot, c'è un attacco di Lovato che si impenna sul muro, questa volta la difesa del secondo libero Leonardo De Vita, ovvero il libero di difesa del Povegliano, si scontra contro la propria panchina e non ottiene il secondo tocco necessario. Il muro controlla l'attacco di Sanson, così come la difesa di Penna che offre la possibilità a Caddeo di riattaccare. Brunetta controlla questo primo tocco, Sanson può solo appoggiare. Lovato attacca con apertura di De Marchi e tutto si ribalta su Turrato. Un pallonetto di Lovato questa volta non trova la difesa di Brunetta. Comunque in questa fase GSP Carnio Carrozzeria è sicuramente più attenta e più partecipe partita. Attacco salto flot praticamente dai 9 metri di Filippo Marcolin che viene controllato e Sanson ottiene un altro punto da zona 4. Adesso i posti 4 di GSP Carnio Carrozzeria stanno ottenendo più efficacia dei propri attacchi. Sanson cerca ancora Marcolin che è l'attaccante in prima linea nel posto 4 e ribalta il gioco De Marchi sul Lovato e trova l'attaccante mancino del quadrifoglio CDS Campo d'Arsego, trova il punto. Zanatta al servizio, Brunetta si sposta sui 4 metri, offre la palla a Caddeo e questa volta la difesa del quadrifoglio non riesce a tenere viva questo pallone. Il punto è del Povegliano, adesso si asciuga il campo perché appunto i tentativi di difesa hanno fatto sì che ci si tuffasse, si bagnasse il campo, però è in una zona molto pericolosa perché è una zona di attacco, quindi scivolare potrebbe essere comunque rischioso per i giocatori. Bonisiolo al servizio, salto flot per lui, la ricezione si stacca sui 4 metri, il
l'attacco di Turrato viene controllato e dall'altra parte della rete Michele Cadamuro attacca out nettamente sopra il muro. C'è un doppio cambio adesso per il campo d'Arsego, entra Tolin e Jacopo Ceccato, cambio sulla diagonale, palleggiatore opposto, quindi il CDS, quadrifoglio CDS Campo d'Arsego giocherà con un attacco a 3, ovviamente sta cercando un breakpoint importante. Bellissima 7 di Scaglione organizzata da Brunetta, veramente primo attacco in 7 della formazione del GSP Carnio Carrozzeria Povegliano, primo attacco decisamente vincente, uno schema che non è mai stato utilizzato fino adesso, potrebbe essere una mossa vincente nuova da aggiungere agli attacchi precedenti. Brunetta al servizio, Artuso gioca il primo tempo ma è controllato ancora da Scaglione, questa volta ci vogliono 2 attacchi e il secondo è di Filippo Turrato, uno per il quadrifoglio CDS Campo d'Arsego. Che va al servizio con Filippo Turrato. Marcolini cerca il money out, Cadamuro e non lo trova, veramente i mani di Campo d'Arsego sono stati attenti, i giocatori di Campo d'Arsego sono stati attenti a non esporsi in questo caso. Ancora Filippo Turrato al servizio, attacco forte che va a cercare la ricezione di Povegliano, perfetta questa volta, tanto è vero che Brunetta offre la palla a Scaglione e nella possibilità di contrattacco della formazione di Campo d'Arsego c'è l'errore di Marcolini. Michele Cadamuro al servizio, ricezione di Campo d'Arsego, questa volta un altro opposto comunque mancino di Campo d'Arsego, Riccardo Tolin ottiene il punto sul money out, quindi i giocatori sono più o meno a specchio in posto 2 con 2 attaccanti mancini. Andrea Artuso al servizio, salto forte per lui che va a cercare Cadamuro, ricezione e Sanson viene controllato dal muro di Campo d'Arsego. La difesa di istinto, la copertura di istinto di Sanson rimanda dalla possibilità a Povegliano di mandare la palla di là, una free ball che non viene gestita perfettamente da Filippo Marcolin, soprattutto perché c'è il bellissimo 1-1 di Cristian Caddeo che sbarra la strada, non permette Campo d'Arsego di costruirsi il break. Scaglione al servizio, la ricezione si stacca, Ceccato deve attaccare, cioè deve palleggiare per Tolin che viene controllato in difesa e Cristian Caddeo che chiude conquistando il secondo punto consecutivo, ma anche e soprattutto il pareggio per la propria squadra. Scaglione ancora al servizio, equilibratissimo anche questo secondo set, segno che appunto queste 2 formazioni che erano molto attese e molto tra le favorite di questa Final 8 stanno appunto mantenendo le promesse e adesso Cristian Caddeo ottiene il contrattacco punto, il suo terzo punto consecutivo, ha veramente scaldato
dato il braccio e sta guidando la propria squadra. Per la prima volta in questa partita il quadrifoglio CDS Campodarsego chiama time out e ferma il gioco sotto una lunghezza 19-18, però il momento che sta attraversando il GSP Carmio Carrozzeria Covegliano da un punto di vista atletico e anche da un punto di vista morale soprattutto è uno temibile, ed è corretto aver fermato assolutamente questo momento di picco nel rendimento della squadra avversaria. Vediamo se la mossa di Massimo Sant'Angelo darà i frutti sperati. Intanto al servizio ritorna Fabrizio Scaglione. Sezione ancora non precisissima, Tolina ancora in attacco e ancora controllato, questa volta Brunetta si affida a Sanson che di rapina ottiene il punto, molto attento, ed è il 20° punto di Covegliano. Sì, è arrivato intanto Daniele Rapisard, arbitro responsabile degli arbitri di Serie A, che dopo intervisteremo tra la pausa. E quindi Fabrizio Scaglione intanto al servizio, l'attacco al centro di Giacomo Zanatta viene controllato e Sanson ottiene un'ulteriore possibilità in contrattacco e lo chiude. In questo momento la coppia Sanson-Caddeo sta veramente tempestando il campo di Campodarsego. È ancora un time out da parte di Campodarsego che vede appunto gli avversari scappare sul 21-18. Così mi senti? Tornano in campo le formazioni, in questo momento appunto GSP Carmio Carrozzeria ha tolto qualche sicurezza alla formazione di Campodarsego ed è Fabrizio Scaglione ancora al servizio, 21-18. E ancora una saltoflotta per lui, controllata da Filippo Turrato. Tolin attacca ma trova la rete, quindi +4 e Massimo Sant'Angelo è costretto a richiamare De Marchi e Lovato e si chiude qui il doppio cambio. Torna alla sua diagonale palleggiatore opposto titolare. Scaglione questa volta out e un errore consegna il 22-19 alla formazione 18 Campodarsego. Va al servizio Alex De Marchi, ricezione di Covegliano non è precisa, ma l'attacco di Caddeo questa volta non viene controllato dopo il muro di Campodarsego, è un ulteriore punto per la formazione di Covegliano che cerca il pareggio nel conto setta. Caddeo al servizio, salto flot, ricezione perfetta, gioca veloce De Marchi con Filippo Marcolin e poi subito anche con Giandomenico Zanatta, ma tutte e due le volte Covegliano controlla. È un attacco out, fuori asta di Filippo Marcolin e
quindi siamo al set point per il GSP Carrozzeria Povegliano. Ricezione perfetta, gioca con Lovato che viene controllato, c'è la copertura, ancora una volta Lovato e trova l'attacco in campo, la palla, annullato il primo set point, 20-24 per il servizio Campodarsego, la ricezione di Cadamuro comunque controllata, ci prova Caddeo ma viene difeso e questa volta è la volta di Lovato, anche lui difeso e Caddeo trova il pareggio nel conto set, 25-20 anche questo secondo set. E passo la parola appunto a Daniele Rapisarda che ci può spiegare meglio l'attività che c'è stata degli arbitri in questa settimana con questi arbitri, questo corso internazionale di arbitri per appunto diventare arbitri internazionali, e ci spieghi un po' meglio anche come stanno andando queste giornate. Ti sento io. Allora, ciao a tutti, io sono Daniele Rapisarda, ex arbitro, adesso sono responsabile degli arbitri di Serie A. Sono qua per seguire il corso, diciamo, per conto della Federazione Italiana Pallavolo che ha aiutato la CEV a organizzare questo corso. È un corso che prevede una parte pratica, una parte di lezioni, e poi gli esami sia appunto pratici che orali che scritti. Ci sono 27 arbitri provenienti da 23 diverse nazioni e sono qua per diventare arbitri internazionali, sono già arbitri top nelle loro rispettive nazioni e sono qua per avere, diciamo, per fare il corso e per essere abilitati, direi, a poi arbitrare nelle gare di coppe della CEV, della Confederazione Europea della Pallavolo. Cos'altro posso dire di interessante? Diciamo che il ritmo è abbastanza serrato, iniziano una lezione alle 9, lo finiscono alle 7 di sera con un'oretta di pausa. Adesso sono qua nella parte pratica, poi domani hanno già fatto il test per scritto. Da che ho saputo sono andati tutti abbastanza bene, quindi insomma il livello è ovviamente piuttosto elevato. E domani ci sono gli ultimi orali e vediamo cosa succede. Sono abbastanza fiducioso sicuramente per i nostri e, diciamo, ho visto comunque dei ragazzi e delle ragazze ben preparati e sono sicuramente ottimista per loro, speriamo bene, insomma. Ok, grazie, ciao Isa. Grazie mille a Daniele Rapisarda che insomma ci ha spiegato l'attività che c'è stata in questi giorni, ci ha spiegato insomma anche il settore arbitrale che sta crescendo, e ricordiamo che appunto abbiamo avuto uno dei nostri rappresentanti al mondiale per club, Andrea Puecher, che ha appunto stato costretto ad arbitrare la finale per il terzo e quarto posto, in quanto il Moco Volley Conegliano ancora una volta è giusto in finale per il mondiale di club, e quindi ovviamente non ha potuto per italianità arbitrare la finalissima, ma sicuramente per meriti e competenza avrebbe avuto merito in questa ribalta internazionale. Allora, siamo sull'1 pari nella finale di Coppa Veneto Final 8 2021, e le squadre che si stanno affrontando, come sapete, è il Quadrifoglio CDS Campodarsego contro il GPS Carmio Carrozzeria Povegliano, e sono due squadre appunto che erano molto attese alla vigilia, e due formazioni che hanno velleità di promozione, che stanno conducendo in campionato la propria categoria, sono a distanza di un punto nello stesso girone ma con lo stesso numero di vittorie, fatale per
Povegliano è stata la vittoria 3-2 contro il Cornuda, però appunto sono due squadre che saranno protagoniste fino alla fine di questa stagione, ma che con questo primo trofeo potrebbero veramente alzare la voce e farsi sentire, insomma cercare di mettere in chiaro proprio le proprie intenzioni. Primo set vinto dal quadrifoglio CDS Campodarsego per 25-20, secondo set stesso punteggio ma con un altro padrone, ovvero la GSP Carnio Carrozzeria Povegliano, e quindi si ricomincia tutto da capo. Il Campodarsego rientra in campo, il Povegliano. Le formazioni sono state ancora una volta confermate, vediamo se questo primo set perso in questa Final 8 per il Campodarsego lascia qualche scoria, oppure se la formazione padovana ricomincerà a rullare punti, a macinare il gioco. Primo servizio è per Campodarsego, che va sulla linea dei 9 metri con Alex De Marchi. Ricezione perfetta del libero penna e Caddeo continua a confermare l'ottimo stato di forma che lo aveva visto protagonista nel secondo set, quando ha cominciato a trascinare i suoi. Al servizio proprio Cristian Caddeo, salto flotto per lui su Filippo Marcolin, che poi si incarica dell'attacco. È un contrattacco di Caddeo che viene controllato dal muro e rimane out di Sanson, cioè la coppia Sanson-Caddeo è quella che sul finale del secondo set ha girato il parziale e sta continuando a martellare la formazione avversaria. 2-0 per GSP Carnio Carrozzeria Povegliano. Questa volta il pallone è out di pochissimo. Vi ricordiamo che la linea del campo servizio a Marcolin. Primo tempo giocato con intelligenza da Michele Bonisiol. Una volta Brunetta non smentisce comunque la sua caratteristica di giocare i primi tempi non appena la ricezione è più e ha trovato risposte sia da Scaglione che da Bonisiol. Sansone al servizio, fatto frotte per lui, che cerca l'attaccante di prima linea come caratteristica di sempre. Adesso Filippo Turrato per ben 2 volte viene controllato, un palleggio errato di De Marchi, fischiata la doppia. Sanzana ancora al servizio. Servizio molto flotto per lui su Marcolin, su Turrato, scusate, Lovato in pallonetto. Questa volta la difesa di Brunetta non riesce, è arrivato in corsa sotto il pallone, non è riuscito a controllarlo correttamente. Per il quadrifoglio CDS Campodarsego al servizio va Giandomenico Zanatta, salto flotto per lui, ricezione di Sanson, palla che si alza per Michele Cadamuro, ma questa volta il capitano del Campodarsego non ci sta e piazza il muro. Vincente, ancora Zanatta al servizio, Sanzana che alza per
Brunetta con palla che, anche se ha velocità, ha preferito il gioco del primo tempo. Bonisiol risponde, legge bene l'intenzione del proprio palleggiatore e piazza il 5-3. Bonisiol al servizio, sottoflotte per lui, controllata da Filippo Marcolin. Lovato viene controllato dal muro e adesso sì, l'attacco di Cadamuro è fuori asta. Era stato controllato in difesa, ma c'è l'infrazione precedente data fuori dalle due. L'attacco era al lato dell'asta che delimita il campo. Lovato al servizio, flotte per lui, molto potente su Sanson. Deve correre Brunetta, che comunque trova il modo di alzare un primo tempo dietro, e il pallonetto del Campodarsego con Turrato viene difeso in corsa da Caddeo, che rimanda la palla di là, e su una palla a filorete il capitano Artuso non si fa pregare, trova il tocco vincente. Siamo di nuovo in parità, 5 pari tra queste due formazioni che stanno lottando veramente punto a punto. Lovato ancora al servizio, attacco molto potente, la ricezione però è perfetta e Cadamuro decide di appoggiare un pallone sui 3 metri, sfruttando il posizionamento di Lovato lontano dal campo e Alex De Marchi, che comunque non è altissimo a muro e quindi offre qualche possibilità in più. Brunetta al servizio, Filippo Turrato l'attacco di Filippo Turrato che viene controllato, così come quello di Caddeo. Ancora una palla per Turrato, murato da Caddeo, c'è la copertura di De Marchi e l'attacco di Lovato difeso. Il libero di Povegliano va a alzare per Caddeo, che viene difeso, e questa volta il muro c'è, ma il muro è di Scaglione che invade benissimo sull'attacco di Lovato, chiude l'attacco in diagonale, ed è un altro break per il GSP Carne Carrozzeria Povegliano, che trova il +2. Stavolta il primo tempo di DS Campodarsego non va. Scaglione si accorge dell'attacco primo tempo dietro di Artuso e sbarra la strada. 8-5 per Povegliano, che torna al servizio ancora una volta con Brunetta. De Marchi alza per Lovato, non capisce forse le intenzioni di De Marchi e trova la rete in attacco. Sul +4 Massimo Sant'Angelo chiama time out e inizia prima di tutto una conversazione col proprio palleggiatore, niente, sulla distribuzione del gioco, e poi si rivolge a tutta la squadra, che è in difficoltà da metà del secondo parziale. Continua Brunetta ancora al servizio, posizione perfetta, e De Marchi inserisce una pipe, una variazione sul proprio gioco. La pipe è messa a terra da Filippo Marcolin, una variazione sul gioco che non trova più sbocchi sugli attaccanti di prima linea. Filippo Turrato al servizio, salto potente per lui, ricezione controllata e una
primo tempo dietro per Scaglione, che però viene controllato e consente a Filippo Marcolin di attaccare in contrattacco e di trovare il money out. D'Arsego prova a ricucire lo svantaggio di 4 lunghezze, ora è a -2 con ancora Filippo Turrato al servizio, sempre una battuta potente che si trasforma in un'eccezione slash. Ancora una volta Marcolin in attacco, Muro su Cadamuro, ma c'è la copertura del muro, c'è la copertura della difesa di Povegliano e poi il money out di Caddeo che riallontana la propria squadra a +3, 10° punto conquistato, 10-7. Ma errore in battuta questa volta per Michele Cadamuro. Al servizio va il capitano Artuso per il quadrifoglio CDS Campodarsego, pronto alla sua battuta salto flot. Viene ricevuta da Cadamuro, Caddeo in attacco, trova uno splendido diagonale, palla lunga sopra il muro, braccio disteso, tutto perfetto questa volta per l'opposto della formazione trevigiana. 11-8 e va al servizio Scaglione. Suo salto flot controllato da Marcolini e De Marchi gioca un pallonetto di prima intenzione sfruttando le mani del muro che erano salite perché avevano letto comunque l'intenzione, ma il palleggiatore di Campodarsego è stato più veloce ed è riuscito ad ottenere comunque il punto. De Marchi al servizio, controllato da Cadamuro, Sanson viene difeso, out dal libero di Campodarsego Nicola Bertazzi Partigiani. Molto potente di Sanson, era salito tantissimo. Sempre Povegliano che difende il +3, Caddeo al servizio salto flot, eccezione di Partigiani. Alza per Lovato De Marchi, ma l'attacco dell'opposto di Campodarsego da posto 4 viene ancora una volta controllata a muro e non c'è la copertura successiva, quindi Povegliano conduce per 13-9. Palla rispedita ancora una volta a Lovato, gli dà fiducia al proprio opposto che viene toccato e controllato poi da squadra ospite, squadra di Povegliano, e questa volta dopo alcune difese, alcune non giocate precisissime, Lovato trova campo vuoto e mette a segno il 10° punto per il quadrifoglio CDS Campodarsego. Squadre che stanno veramente giocando punto su punto. Marcolin al servizio, Caddeo è veramente diventato l'uomo in più in questo momento per la formazione dei GSP Carrozzeria. Ha veramente inanellato una serie di colpi e di continuità che nel primo set, che appunto aveva perso dalla sua formazione, non aveva avuto. Sanzano al servizio, eccezione perfetta di Penna, e il primo tempo giocato da Zanatta che termina out e sono più 5 le lunghezze sono 5 punti di vantaggio di Povegliano. Prova di nuovo a fuggire la squadra della provincia di Treviso. Sanzano al servizio,
palla data a Lovato che trova uno splendido lungolinea dopo la ricezione perfetta di Turrato. Splendido attacco di Lovato, su cui nulla può la difesa del libero di Povegliano. Zanatta al servizio, salto flotte per lui che va a cercare Penna, e la difesa di De Marchi sull'attacco di Caddeo, ancora una volta Caddeo da seconda linea, ancora una difesa questa volta di Marcolin. L'attacco di Lovato viene controllato in difesa, ma questa volta Lovato dice no a Muro su Cadamuro, trova uno stop importante, una possibilità del 16° punto che avrebbe veramente allontanato le due squadre. Ancora Zanatta al servizio, salto flot per lui, ricezione che comunque consente il primo tempo a Brunetta con Bonisiol, questa volta controllato, Campodarsego che sta difendendo, sta provando a difendere tutto in questo momento. Caddeo questa volta trova il muro di Turrato, Artuso questa volta chiudono la strada in una fase in cui le due formazioni hanno cercato di difendere ogni pallone vacante. Zanatta ancora al servizio, ricezione, una palla spinta questa volta per Cadamuro, ricevuta difesa bene da Marcolin, e ancora una volta Turrato in attacco e prova, attacca sopra la parte del muro più bassa del Povegliano, quella formata da Brunetta e Bonisiol. Stavolta a chiamare time out è Stefano Chiozza sul 15-14 per la sua formazione, però il recupero fatto da il quadrifoglio CDS Campodarsego è stato importante, potrebbe riaprire il parziale ed è meglio non rischiare in casa Povegliano. Zanatta ancora al servizio, ricezione di Penna perfetta, primo tempo dietro di Bonisiol, ottiene il +2 del GSP Carni Carrozzeria Povegliano. Questa variazione sul tema dell'attacco in centro proposta da Brunetta. È proprio Bonisiol che va al servizio. La ricezione di Turrato perfetta, e attacca su De Marchi da palla, non solo un muratore al proprio opposto confeziona la perfetta, ma dall'altra parte Cadamuro ha trovato, sposta le mani tutte sulla diagonale e trova il muro vincente. Muro 1 eseguito benissimo, Bonisiol al servizio, Marcolin perfetto, ancora palla a Lovato che attacca viene chiamato un tocco a Cadamuro che sportivamente alza la mano e quindi punto per il Campodarsego, -1 per la formazione padovana che va al servizio con Lovato. Campodarsego che attacca a tutto braccio con Lovato, il muro di Artuso su Scaglione, c'è un'invasione che viene fischiata a Scaglione. Nel successivo
attacco dopo il primo tempo controllato. La palla successiva sempre offerta da Brunetta, tocca la rete e commette invasione. Ancora Lovato in attacco. Palla questa volta non impensierisce la ricezione e Cadamuro trova il punto. Brunetta al servizio, De Marchi alza per Artuso, si oppone come può il libero alla free ball. La free ball costruita e poi Caddeo su attacco potente non riesce a difendere ulteriormente la squadra di Campodarsego. Caddeo è stato una sentenza, un po' come quasi tutto il parziale. Brunetta al servizio, Turrato riceve, palla data in pipe per Marcolin e ancora una volta come nella prima difficoltà attraversata in questo parziale, la pipe di Marcolin cambia la prospettiva ed è una soluzione inaspettata per il gioco avversario. Turrato al servizio, attacco potente che incontra il nastro e ottiene il punto. Una palla che forse poteva essere controllata da il centrale Scaglione e che è caduta a terra. Ancora una volta Turrato al servizio, sempre potente. Ricezione un po' a filo, la 7 di Scaglione che viene difesa direttamente dall'altra parte della rete e Cadamuro è cinico in questa occasione, gioca il money out nelle mani di Marcolin. È un punto importantissimo perché consente alla squadra di Povegliano di mantenere il +2 e ormai siamo sul finire del set. Cadamuro al servizio, direttamente out questa volta e quadrifoglio Campodarsego ancora una volta almeno uno. Capitan Artuso al servizio, ricezione buona e Sanson che va a cercare le mani di De Marchi, la parte più bassa del muro di Campodarsego. 21-18, Scaglione al servizio per il Povegliano. Ricezione di Marcolin, palla per Lovato che è controllato dal muro, ben letto. Stavolta è Sanson che attacca, Marcolin può solo appoggiare questa volta, non c'è muro per Sanson ma la palla viene difesa, un miracolo della difesa di Campodarsego. Caddeo questa volta attacca al corpo il libero del Campodarsego. Nicola Bertazzo Partigiani viene proprio attaccato praticamente senza muro. L'attacco di Caddeo, Caddeo cerca il punto, non fa sconti. Scaglione al servizio, 22-19 per il GSP Carnio Carrozzeria Povegliano che sta andando verso il secondo terzo set. C'è, la palla viene attaccata out da Marcolin ed è il +4 ed è tempo di un altro time out per il Campodarsego. Massimo Sant'Angelo riferma il gioco dopo che la sua squadra era stata anche sul -1.
sono solo 2 punti che separano il Povegliano dalla vittoria nel terzo set. Squadre che tornano in campo. Fabrizio Scaglione al servizio, flotta su Turrato che viene controllato. Il primo tempo di Zanatta vale il punto. Mani out, 20-23. De Marchi al servizio, salto flotta, piedi a terra per lui da lontano. E al primo tempo si risponde con primo tempo come hanno fatto in quasi tutta la partita. Questa volta però la risposta di Bonisiol finisce out. La ricezione era stata perfetta. Brunetta aveva avuto l'occasione per copiare lo schema. Ancora una battuta di De Marchi, ancora una ricezione perfetta e questa volta c'è il muro su Caddeo. Marcolin riesce a fermare la strada sul migliore attaccante del Povegliano di questo parziale. -1 quadrifoglio CDS e ancora un time out. Questa volta è Stefano Chiozza che chiama tempo e ferma il gioco con la squadra di Campodarsego che è di nuovo diventata pericolosa. -1, questa partita non ha padroni. Servizio, Brunetta, palla perfetta, questa volta Bonisiol viene difeso da libero, un pallonetto millimetrico di Marcolin, giocato con grande astuzia. Questa volta l'attacco di Povegliano centrale di Bonisiol era potente, angolato, ma si è ribellato al punto messo a terra Nicola Bertozzo Partigiano, il libero di Campodarsego. Ricezione, cambia gioco, Sanson, Brunetta cambia gioco, sceglie Sanson e Sanson si dimostra ancora una volta un attaccante freddo. Ed è set point per il GSP Carnio Carrozzeria Povegliano, al servizio Caddeo, De Marchi palla perfetta, gioca con Lovato, muro a 0 ed è 24 pari e se funziona adesso la fase del cambio palla ne vedremo un set che si prolungherà. Marcolini al servizio, salto potente per lui, ricezione perfetta, l'attacco di Bonisiol è controllato, Lovato in attacco viene anche lui controllato, questa volta si affida a Sanson, difeso dal libero del Campodarsego. Turrato cerca cinicamente le mani del muro, cerca le mani del muro di Brunetta che similmente a De Marchi ha qualche centimetro in meno rispetto ai propri centrali e può diventare un fattore per gli attaccanti avversari. Ancora Marcolina al servizio per il set point per Campodarsego.
e Sanson ottiene il punto a causa dell'infrazione a rete di Lovato, 25 pari. Vantaggio però si è Sanson al servizio, salto flotto per lui su Turrato, ricezione perfetta, Lovato ancora una volta viene messo in condizione di giocare con un muro a 1 e lui attacca sul lungolinea chiudendola davanti al libero avversario. Il set point, secondo set point per il quadrifoglio CGS Campodarsego che conduce 26-25. Zanatta al servizio, la ricezione completamente sbagliata da Sanson e Campodarsego vince un set che sembrava veramente perso molte volte durante l'arco di questo parziale. 27-25 il terzo set e Campodarsego che conduce 2-7-1 su il Povegliano. Una sconfitta che un parziale che potrebbe far male per Povegliano, perché veramente ha condotto più volte e a lungo per tutto il corso di questa terza frazione. Tiro di campo. Salve, il torneo è stato molto interessante e le squadre sono combattute tutte ad alto livello. Le due
finaliste sicuramente siamo meritate per la qualità tecnica che espressa e il gioco. Noi abbiamo affrontate tutte e due, è stata dura e anche bella nello stesso tempo. Peccato però noi arriviamo da una serie D per cui il nostro risultato è più che ottimo e ringrazio tutti i ragazzi per il lavoro svolto. Roberto Vicentini, allenatore del Pluvitec Volley Legnago, che ha vinto la finale terzo-quarto posto contro il FUS Padova per 2-1, e mentre la finalissima è ritornata subito sul campo, quindi occhi sul campo anche per noi, con Marcolina al servizio che viene ricevuto da Cadamuro, non può attaccare Bonisiol, quindi free ball per la formazione del Campodarsico, però viene fischiata un'infrazione al palleggiatore del Campodarsico che ha probabilmente, essendo seconda linea, dato a prendere la palla leggermente al di là della verticale della rete. Uno pari, si ritorna sempre nel solito Caddeo che mette in difficoltà la ricezione del Campodarsico. Lovato appoggia, un attacco controllato, mentre Sanson non appoggia ed è punto per lui. Decisamente un attacco importante. Lui e Caddeo sono sicuramente i due punti di riferimento del palleggiatore Brunetta. Caddeo al servizio salto flotta ancora una volta, Marcolini in ricezione perfetta, Zanatta primo tempo controllato proprio dall'opposto del Povegliano, e Sanson ancora una volta tira uno scaldabagno. La pipe del Campodarsico funziona, è stata giocata con parsimonia, solo 3 volte, sempre con Marcolin e sempre vincente. Due pari e Zanatta al servizio. Sezione di Cadamuro perfetta, Sanson trova la palla un po' sotto questa volta e le mani di Lovato sono ferme, immobili. Trovato il muro del sorpasso della squadra padovana. Ora Zanatta al servizio, ricezione Cadamuro perfetta, Caddeo attacca ma chiude il colpo, questa volta si accusa dell'errore. 4-2, primo break confezionato dal Campodarsico di questo quarto parziale. Ricezione di Sanson e questa volta si fa perdonare dai compagni Caddeo, stesso attacco, risultato completamente diverso. Attacco che trova spazio nel campo avversario. Un punto da recuperare per il GSP Carnio Carrozzeria Povegliano. Sanson al servizio, salto flot, controllata bene dal libero del Campodarsico. Lovato viene difeso da Sanson, Cadamuro gioca un lungolinea, viene dato ravvisato il tocco, ravvisato il tocco e punto del pareggio. Sanson ancora al servizio, provvidenziale la sua difesa prima. Torrato ricezione, perfetto, va ad attaccare Artuso nonostante la grande generosità in difesa del secondo libero Leonardo De Vido. Non riesce a recuperare questo pallone messo a terra da il capitano del Campodarsico Artuso. Al servizio Lovato, al solito salto spin, viene
Brunetta gestisce ancora una volta il primo tempo su palla perfetta con Bonisiol e ottiene il punto. Bonisiol stesso va sulla linea dei 9 metri a servire. Ricezione buona di Marcolin ancora in pipe. In questo momento nel gioco del campo d'Arzego è un ingrediente in più che viene inserito. Questo è il sesto punto per il quadrifoglio. Palleggio Corrado, il servizio numero 15 sotto potente, va a cercare Cadamuro, palla per Caddeo, questa volta era leggermente forse staccata, non trova il campo, l'attacco finisce in rete ed è un altro break per Campo d'Arsego. Il primo era stato ricucito dalla formazione di Povegliano. Turrata al servizio, molto potente su Penna, viene controllato e Cadamuro attacca in il pallone offerto da Brunetta, proprio il palleggiatore della squadra del Povegliano ad andare al servizio. Un punto da recuperare. Brunetta, De Marchi alza in Bacher, l'attacco per Lovato, attacco profondo che trova il campo, la protesta da parte di Chiozza nei confronti del giudice di linea. Palla non viene ritenuta in dall'allenatore del Povegliano. Il primo arbitro interviene a cercare di mettere calma subito. Artusa al servizio, salto spin per lui, Sanson che riceve, Brunetta alza a Caddeo e da posto 4 trova l'attacco vincente. 8-7 per il quadrifoglio, ancora un punto da recuperare per la squadra di Povegliano. Cadamuro al servizio, la ricezione si stacca, De Marchi alza per Marcolin che trova il punto. Attacca al lato delle braccia di Caddeo e trova un lungolinea. Altro break per Campo d'Arsego. De Marchi viene controllato, Scaglione in attacco, il primo tempo difeso sempre da De Marchi. Lovato attacca in questo momento Campo d'Arsego ha sicuramente qualcosa in più da un punto di vista mentale. Aver recuperato quel terzo set è stato importante. Può solo appoggiare di là Caddeo e gioca subito veloce De Marchi per Marcolin che trova un diagonale strettissimo da posto 4 e ottiene il punto dell'11-7. Un momento di difficoltà per Caddeo che ha speso veramente tantissimo nel set precedente, che sembra forse un più nervoso che stanco. Entra il secondo posto Steven Ferro, De Marchi, ricezione di Sanson che si propone poi in attacco al proprio palleggiatore Brunetta e ottiene il punto. Le mani di Lovato a muro non sono invadenti a sufficienza per chiudere la strada alla potenza dell'attacco di Sanson. 8-11 e
fa al servizio Fabrizio Scaglione con la sua battuta flot controllata dal libero, e in questo momento c'è Marco Lin che è un terminale d'attacco affidabile per il campo d'Arsego. Dopo aver sorpreso tutti con le sue pipe ha iniziato ad attaccare al posto 4 ed ora chiude anche in posto 2. Marcolin in servizio controllato bene da Cadamuro, Stemenferro attacca e trova il muro non ancora completamente chiuso del campo d'Arsego e trova il punto del 9-12. Punti il Povegliano. Stemenferro al servizio, ricezione per libero di Campodarsego e questa volta c'è il muro di Povegliano che ferma Turrato, una coppia formata da Brunetta Bonisiol sbarra la strada ed è proprio il palleggiatore Brunetta a trovare la direzione giusta. Ancora una volta Stemenferro al servizio, Turrato riceve distante, attacca Lovato che viene difeso e questa volta l'attacco poi è il controattacco di Sanson, difeso anche lui. Lovato sul secondo pallone non si fa fregare e mette a terra il punto del 13-10. Veramente è andato a cogliere l'ultimo metro di campo dove la difesa ha sempre delle difficoltà. Zanatta al servizio per il quadrifoglio CDS Campodarsego. Ben ricevuto da Cadamuro, gioca di prima intenzione Brunetta nascondendo fino all'ultimo le sue intenzioni con un palleggio a due mani. Quando il gioca al centro, quando usa appunto, dopo aver usato tante volte con palla perfetta il gioco al centro, il centrale è rimasto a controllare il suo avversario e ha lasciato libero proprio Brunetta. Dall'altra parte della rete, un'azione da manuale, Turrato mette a terra il pallone del 14-11, tutto facile in questo momento. Lovato al servizio, ma spara direttamente out e dà ossigeno al Povegliano che sta cercando di rientrare. Adesso è il momento del centrale Bonisiol al servizio. Turrato. Per il campo d'Arsego è proprio Turrato che va al servizio. Potente Brunetta, alza per Cadamuro, c'è un'invasione. Un'invasione che vanifica ogni tentativo di difesa del campo d'Arsego e punto ottenuto dal Povegliano, 13-15. Viene controllato il primo tempo di Artuso, Cadamuro può giocare il contrattacco. Viene controllato però, così come l'attacco di Lovato, c'è un po' di confusione nel campo d'Arsego, ma Povegliano non ne approfitta e con il proprio centrale fa invasione. 16-13, opportunità persa questa volta per Povegliano. Invasione c'è. Due arbitri, Artuso
al servizio, sempre forte per lui, controllata da Sanson che alza, subito Brunetta alza la sua 7 per il proprio centrale, viene controllata e Marcolin confeziona il contrattacco vincente. Sta confezionando la sua fuga Campo d'Arsego, adesso è 17-13. Artuso ancora in pin, viene data un'infrazione proprio al momento del servizio. Artuso ha pestato la linea di fondo campo. 14° punto per il GSP Carrozzeria Povegliano, sempre lunghezza da recuperare. Adesso ci prova al servizio Cadamuro, eccezione perfetta e Marcolin che viene murato, ma murato da ferro e soprattutto viene la copertura del Campo d'Arsego, non riesce a salvare a rianimare questo pallone. Ancora Cadamuro al servizio, potente il suo attacco. Marcolin ancora una volta, una palla veloce, bellissimo diagonale stretto e l'opposto di Povegliano nel cercare di non dare strada libera all'attaccante avversario. Ha commesso anche un'invasione. Sempre De Marchi al servizio, Sanson riceve una palla buona, Ferro tiene il suo mani out. L'ingresso in campo dell'opposto di riserva sta comunque dando forza alla formazione del Povegliano, che ora si porta a -2. Al servizio, ricezione di Turrato, buona, Lovato viene toccato a muro, ma la posizione del centrale di campo di Povegliano forse è troppo avanzata e non riesce a controllare questo tocco. Deve essere una palla utile per il contrattacco. Marcolino al servizio, si va direttamente out e va a colpire i suoi ex avversari del CUS Padova, che sono sugli spalti insieme a Pluvitec Legnago a vedere la partita. Però al servizio ricevuto da Turrato, De Marchi sposta il gioco per Lovato che trova il buco al centro del campo. Zanatta al servizio, palla affidata a Steven Ferro che da seconda linea tradisce la fiducia del proprio palleggiatore. Appunto costringe Stefano Chiozza a chiamare time out sul 21-17. Mancano un break di 4 punti per la formazione del Campo d'Arsego. Può essere importante per la chiusura di questa partita, che ricordiamo è la finalissima della Final 8 di Coppa Veneto, che si è disputata da venerdì ad oggi qui al Palazzetto di Carle. Adesso Zanatta ancora una volta al servizio, ma c'è prima anche un cambio.
rientra Cristian Catteo ed esce Steven Ferro. È stato, vediamo se il numero 18 riuscirà. Zanatta al servizio, ricevuto molto positivamente dal Povegliano e Brunetta gioca ancora una volta il primo tempo. Palla perfetta, il suo schema sicuramente non perde un'occasione. 18-21 e al servizio va Sanson, che non solo è stato fondamentale in attacco ma anche in difesa ha dato un proprio contributo. Palla a Turrato e la difesa di De Vido si impenna. Nonostante fosse nella giusta posizione. Lovato al servizio, 22-18 per il quadrifoglio DS Campodarsego. Ricezione perfetta di Penna e Cadamuro che attacca. La difesa di Marco Libero è fuori posizione e la palla termina out. Era in una posizione che non avrebbe potuto controllare un attacco potente come quello di Cadamuro in questo caso. Il Povegliano si appresta a un cambio, entra Mirko Pinarello ed esce Michele Donisioli. Numero 5 al servizio, Marcolin in ricezione perfetta, palla più per De Marchi che gliela riconsegna con la pipe. Come abbiamo visto è stato uno schema introdotto nel momento di difficoltà ma che in questo momento che continua a dare frutti per il Campodarsego. 23-19, solo i 2 punti dal match il Campodarsego. Turrato al servizio, spinge ancora una volta, Cadamuro riceve, Brunetta corre, il primo tempo giocato viene comunque murato da Artuso e non c'è copertura successiva, siamo al match point per il Campodarsego. Sicuramente in questo time out Chiozza cercherà di fermare la verve degli avversari ma soprattutto cercherà di liberare la testa dal rimpianto che possono avere i suoi giocatori per quel secondo set non finalizzato, dopo il terzo set non finalizzato, scusate, dopo i tanti punti di vantaggio. È 24-19 per il Campodarsego, quadrifoglio CDS Campodarsego cerca la sua prima vittoria in Coppa Veneto. Questa volta c'è davvero vicinissima. Turrato al servizio, ha battuto salto spin tutta la partita, cerca il punto diretto anche qui ma Sanson riceve ultima palla affidata a Caddeo che dimostra punto di riferimento freddo, lucido in questo caso e che continua a dire ai suoi compagni a testa alta. 20-24, ancora 4 match point per Campodarsego che in questo momento ha l'attacco a 2, ricezione perfetta del libero di Campodarsego, attacco di Lovato è controllato e Brunetta rischia ma prende un rischio ma fa bene nel contrattacco a giocare con il proprio centrale che non tradisce la fiducia. Probabilmente non ha attaccato con potenza ma sicuramente ha trovato un punto che annulla un altro set point
match point. Brunetta al servizio, Marcolin riceve perfettamente, Marcolin si incarica dell'attacco e trova il diagonale vincente. Il quadrifoglio CDS Campo d'Assego vince la Coppa Veneto dopo 2 anni di stop. La splendida manifestazione, il trofeo regionale più ambito trova un altro padrone ed è il quadrifoglio Campo d'Assego, e si aggiudica il match contro il GPS Carnio Carrozzeria per 3-7-1, 25-20, 20-25, 27-25, 25-21 i parziali. E a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e per essere stati con noi e aver tifato chi Povegliano, chi Campo d'Assego, ma soprattutto la pallavolo. Grazie a tutti.